6 del mattino un camion Volvo che percorreva di gran carriera un passo di montagna presso Somosierra, in Spagna, minacciò seriamente gli altri veicoli con la sua guida spericolata. Fece sorpassi azzardati, speronò un altro camion fino a spingerlo fuori strada e poi, a quasi 150 km/h, si schiantò contro un altro mezzo. La tragedia fu inevitabile. Il camion Volvo trasportava infatti un enorme carico di acido solforico che per via dell'impatto si riversò ovunque, inondando anche la cabina di guida. I soccorsi furono tempestivi ed è sorprendente che le uniche vittime di quell'incidente siano state solo i 2 conducenti del camion Volvo. Siccome un giudice di pace di una vicina città ne dichiarò la morte, gli sforzi furono concentrati solo verso gli altri autisti e per fare in modo che l'acido non creasse danni ambientali. I corpi vennero estratti dal camion e identificati solo dopo 3 ore. Erano Andrés Martínez e sua moglie Carmen. Fin qui questa vicenda potrebbe essere solo una tragica fatalità. Forse il camion aveva avuto dei guasti ai freni. Ma quando nel pomeriggio un poliziotto della Guardia Civil contattò la madre di Carmen per riferirle la spiacevole notizia, la donna chiese spaventata se suo nipote stesse bene. Questo lasciò spiazzato la gente. Nessun bambino infatti era stato rinvenuto sul luogo della tragedia, né all'interno né all'esterno del camion. Eppure avrebbe dovuto esserci, perché Juan Pedro Martínez, di 10 anni, era salito a bordo del camion insieme ai suoi genitori proprio la sera precedente per accompagnarli in quel lungo percorso di 800 chilometri da Cartagena a Bilbao. A riprova della presenza di un bambino, un esame del camion portò alla luce indumenti da ragazzino e una serie di cartoni animati in VHS. Tuttavia Juan non c'era e le sue ricerche nei pressi dell'incidente furono inutili. L'acido solforico non avrebbe potuto scioglierlo del tutto e almeno il suo corpo avrebbe dovuto essere ritrovato. Da qui uno dei misteri più grandi della Spagna prese forma. Gli inquirenti indagarono sul tragitto del camion grazie al tachimetro, che mostrava le soste e la durata delle stesse. Si stabilì che il Volvo aveva effettuato una fermata a Venta de Olivo, poi a Las Pedroñeras e poi più o meno alle 3 della mattina vicino a Madrid. Dopo si erano fermati in un punto di ristoro ai piedi delle montagne. Un cameriere interrogato si ricordò della famiglia in viaggio, ma non riportò altri fatti di qualche rilievo. Come il camion iniziò a percorrere il passo, qualcosa di strano accadde. Sul tachimetro erano registrate non meno di 12 soste, tutte molto brevi. Qual era la ragione di quelle piccole fermate, nessuna delle quali superiore al mezzo minuto? Forse Andrés Martínez aveva riscontrato un problema ai freni del mezzo e cercava di venirne a capo. Ma questa ipotesi venne meno quando, esaminando il camion, si scoprì che l'impianto frenante era perfetto. Il mistero si fece ancor più fitto per via di quanto riferito dai testimoni. L'autista del camion che Andrés aveva mandato fuori strada disse che pochi attimi dopo l'incidente un furgone bianco si era fermato vicino al Volvo. Ne erano scesi un uomo e una donna. L'uomo portava i baffi e il suo accento pareva straniero. La donna, dichiarandosi un'infermiera, si era offerta di dare i primi soccorsi all'autista prima di avvicinarsi al camion Volvo. Poco dopo i 2 strani individui montarono sul loro furgone e andarono via. Tale testimonianza coincide in parte con quella di 2 pastori, che però rivelarono qualcosa di strano. Riferirono anche loro del furgone bianco, dicendo che ne erano scese 2 persone di aspetto nordico, decisamente alte, dalla pelle molto chiara, con indosso camici bianchi lunghi fino alle caviglie. Questi 2 individui si erano avvicinati al camion incidentato, avevano preso quel che pareva un pacco e poi si erano dileguati a bordo del furgone.
La scomparsa di Juan Pedro Martínez attirò molto l'attenzione dell'opinione pubblica, che si dilettò nelle teorie più diverse. La più probabile è la seguente. Quel giorno a Somosierra era stato imposto un blocco stradale dalla polizia e ciò avrebbe impedito ad alcuni trafficanti di droga il passaggio. I malviventi probabilmente avevano fermato il camion con a bordo la famiglia Martínez per indurla a collaborare. Forse Andrés si era rifiutato e allora Juan Pedro venne rapito e portato via con il furgone. Da qui scaturì un folle inseguimento che si era concluso in quel tragico modo. Altri tirano in ballo ipotesi più sinistre, come il mercato degli organi, oppure sette e culti che adorano il diavolo. Non pochi indicarono gli alieni come i più probabili responsabili del rapimento, in forza della strana testimonianza di due pastori riguardo agli individui scesi dal furgone bianco. Qualunque sia l'ipotesi a cui vogliate credere, un solo fatto resta tragicamente inequivocabile. Da quel 6 giugno 1986 nessuno rivide più, né vivo né morto, Juan Pedro Martínez.